Allora, stiamo un po' facendo i paralleli tra referendum, ma comunque è comunque il sistema delle democrazie, la possibilità di pronunciarsi o non pronunciarsi che può avere un popolo, può avere, perché bisogna ancora a monte se a un popolo viene concesso oppure no. E adesso vedremo se la Grecia come e quanto si pronuncerà, ma secondo lei nel merito è una pronuncia quella che viene chiesta al popolo greco, utile, importante, lecita, significativa? Beh, che sia lecita non c'è dubbio perché è stata voluta e approvata dal Parlamento greco che ha accolto la richiesta del governo e quindi sicuramente lecita. Appartiene ancora alla sovranità degli stati che compongono l'Unione Europea di decidere se essere partecipi di questa avventura che non è soltanto quella dell'euro ma è anche quella delle istituzioni europee. Sì, Infatti infatti. il problema gioca intorno al debito pubblico e quindi al rimanere o meno della Grecia all'interno dell'euro, ma in realtà vuol dire anche rimanere o meno all'interno delle istituzioni. Noi sappiamo che per esempio la Gran Bretagna, il Regno Unito, è parte dell'Unione Europea, ha parlamentari al Parlamento Europeo, ma non è parte dell'euro, quindi diciamo vi sono diverse realtà. Quella della Grecia si pone come un problema di appartenenza poi alla fine all'Unione Europea. Ma è Perché una stoccata pesante nei confronti è dell'Europa, pesantissima, cioè questo vuol una dire far naufragare sconfitta, sì, l'intero progetto europeo. sì, Per questo stupisce un po', lo dicevamo prima, i giornali di oggi dicono che solo le borse hanno bruciato quasi 290 miliardi certo. in un solo giorno, in 2 giorni avrebbero già coperto l'intero debito pubblico europeo, che è quello che preoccupa l'Europa. Ma mi pare un'Europa un po' da ragionieri, più che da grandi lungimiranti, quelli che hanno creato l'Europa pensavano in termini di Europa dei popoli innanzitutto e Infatti non qui di non c'è. Europa degli stati. L'Europa della democrazia quindi, non l'Europa della burocrazia e quindi di un qualcosa che nasce per via diplomatica, burocratica e diplomatica, come dicevamo prima. Un'Europa che non è quella che aveva ispirato inizialmente il disegno. Poi abbiamo dei paradossi incredibili, una moneta senza Stato. Io mi Sì. ricordo Modigliani, illustre economista, anche candidato al premio Nobel, mi pare che l'abbia anche vinto per l'economia, che scrisse un articolo preoccupatissimo perché diceva c'è una moneta che interessa oggi 28 stati, all'epoca erano un po' meno, e che non ha un controllo di sovranità. Non c'è un Parlamento, il Parlamento Infatti. europeo è un Parlamento sui generis, non è un Parlamento che fa leggi. Sì, è vero che l'80% delle norme interne degli Stati sono frutto delle scelte, delle direttive, dei regolamenti del Parlamento europeo, però di fatto non c'è un controllo vero del Parlamento, organo rappresentativo della sovranità dei popoli rispetto all'esercizio, all'uso della moneta. È una questione, è una cosa mai accaduta nella storia. Di solito avevamo realtà statuali, vengono identificati stati coloro che battono moneta. L'Europa batte moneta ma non è uno Stato, nel senso che non ha un controllo di sovranità dell'uso della moneta. Questo è il punto, c'è un controllo tecnico attraverso la banca centrale che risponde limitatamente alla Commissione europea e per certi versi al Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo non è in grado di incidere direttamente in via, diciamo, formale, in via vincolante rispetto all'uso della moneta. Questa è un po' l'anomalia della situazione, per cui fortunatamente, per rispondere alla sua domanda, c'è ancora la sovranità degli Stati che consente al popolo greco, se vuole, di scegliere di uscire dall'euro, probabilmente poi anche di uscire dalle istituzioni o di avere una posizione diversa all'interno delle istituzioni. Ma è la vita, come si dice? Ecco, che è un po' uscire da un sistema costituito, per la Grecia potrebbe essere uscire dal sistema Europa, euro, eccetera, con ripercussioni che adesso un po' vedremo anche di capire, per quanto riguardava il referendum dell'indipendenza, la possibilità di pronunciarsi se uscire dal sistema Italia. Tutte queste fuoriuscite, tutte queste, perché poi parliamo anche della Scozia, che però, diciamo, ha deciso, però ha ottenuto delle condizioni straordinarie di autonomia che diciamo hanno ben pagato, poi c'è il discorso anche in Spagna, eccetera. Queste fuoriuscite, quello che si chiedono tanto i cittadini continuano a domandarselo, anche nello scorso appuntamento che abbiamo fatto insieme, le domande sono sempre ricorrenti. Non sono indolori, temono che non possano essere indolori, anzi potrebbero essere molto dolorose. E quando c'è fragilità, qui mutuo un po' delle diverse mail che erano arrivate, quando un sistema è già fragile,
o come il Veneto che appena appena si sta affacciando dei mercati, che però ha ricevuto una stoccata dalla situazione russa, per il mercato russo che ha abbattuto molte aziende, adesso anche dalla Grecia sembra, perché ci sono interessi importanti, cioè potrebbe avere delle ripercussioni anche pesanti. Vediamo un messaggio che è arrivato: Morosin, fai di tutto per farci votare democraticamente, altrimenti siamo in una dittatura. Qua però diamo la risposta subito al messaggio. Ma credo che sia percepito dalle persone di buon senso, dai buoni cittadini, perché io faccio appello ai principi fondamentali. Però non può più fare niente perché il referendum non si può più fare. Io vorrei che fosse capito la positività anche della mia posizione, no? Perché inizialmente uno pensava, e questa è stata la difficoltà anche di comunicare il progetto che è grandioso che abbiamo in mente, no? Parlare di indipendenza non vuol dire essere contro l'Italia, assolutamente. Vuol dire avere un'idea diversa di futuro, che per via democratica, quindi istituzionale, prospetta una realtà diversa da quella che abbiamo oggi. D'altronde sembra paradossale, ma il Veneto si è unito all'Italia, si è aggregato all'Italia il 22 ottobre 1866, 5 anni dopo che l'Italia era già nata, in forza di un plebiscito, cioè di una domanda. Fu chiesto: volete voi, popolo delle Venezie, aderire al Regno Sabaudo? Sì o no? Allora, se mio bisnonno, lo dico spesso, a volte sorridendo, mio bisnonno Giacomo Morosin, quando non c'erano ancora le Nazioni Unite, non c'era il patto di New York, non c'era la carta dell'ONU, non c'era niente, ha potuto votare, perché la diplomazia internazionale impose ai Savoia questo voto. Mio nonno ha potuto votare, mio bisnonno, chiedo scusa, nel 1866. Io oggi, che ho tutte queste garanzie internazionali, che la democrazia dovrebbe essere vissuta, addirittura qualcuno vorrebbe esportarla, no? Perché è così importante, io non posso votare. Ma non è un controsenso questo, io mi sono preoccupato, io sono sereno come cittadino e mi piace ragionare, mi piace confrontarmi, ma perché aver paura che il popolo veneto voti su questa materia? Ma perché aver paura? Perché impedirlo soprattutto? Perché dire che l'unità della Repubblica ha un valore eterno? Questa è la realtà, perché neanche il Parlamento potrebbe riformare la Costituzione su questo passaggio. Vuol dire essere pericolosi, perché la rigidità storica è quella che ha portato ai conflitti. È il dialogo che apre le soluzioni, è la rigidità che porta ai conflitti. Questa sentenza della Consulta 118 del 2015 è un elemento potenzialmente di conflitto, non è di garanzia. È un elemento pericoloso, quindi io spero che si possa parlare. Abbiamo invocato anche nella discussione davanti alla Consulta il 28 di aprile, quando si è trattato di questo tema, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, l'articolo 21 della Costituzione, il fatto che vi siano anche dei trattati internazionali che l'Italia dovrebbe riconoscere. C'è vero, ma la Costituzione e quindi l'unità viene prima. Oddio, è un'opinione che io rispetto, ma citavo prima la Corte Suprema del Canada la pensa diversamente. Dice che dal confronto. Allora, abbiamo anche però sono realtà completamente diverse. Dove la democrazia, insomma, l'Inghilterra ha fatto votare, ha consentito alla Scozia di votare, ma è la terra della Magna Carta, 1222, quindi voglio dire, siamo in altra epoca, però sanno vivere la democrazia, la sanno interpretare, la sanno rappresentare concretamente dando la voce ai cittadini. Quindi vuol dire che l'Italia è immatura sul piano della democrazia. Attenzione ad aver paura della democrazia o viverla in modo immaturo, perché la strada poi è quella veramente delle dittature o dei centralismi o degli autoritarismi, chiamiamoli come vogliamo, non ha importanza, perché non è necessario arrivare al dittatore, ma anche la chiusura, il restringimento degli spazi di democrazia fa passare i cittadini da cittadini a sudditi, fa perdere la voglia di partecipare e ne abbiamo una conferma drammatica. Perché? Il 53%, oltre il 50% nella media italiana e il 43% nella media veneta dei cittadini non sono andati a votare. Interroghiamoci su questo, perché si sentono defraudati di quello che dovrebbe essere un passaggio democratico per antonomasia, dove ti senti vivo, ti senti importante come cittadino. Invece questi che non vanno a votare si sentono usati come cittadino, si sentono avviliti nella loro funzione, nel loro ruolo di cittadinanza e di popolo sovrano. Che popolo sovrano? Dove popolo sovrano? Assolutamente. Sempre restando un po' questa sentenza di cui pochissimo si è parlato, e quindi per rispondere anche al messaggio, la possibilità di votare adesso non c'è più perché il referendum non si può fare. Oddio,
rispetto a questa legge è stata esatto, dichiarata incostituzionale. Noi abbiamo lanciato la proposta e ripartirà ovviamente con una nuova legge riscritta in termini anche più decenti, perché quella precedente era frutto di un compromesso che aveva portato a quell'assurdità, per esempio, unica in Europa, non so, probabilmente anche nel mondo, per cui il referendum è stato vietato anche se era a carico dei cittadini, come con donazioni o atti di liberalità. Vietato, cioè te lo paghi, te lo fai tu, non chiedi nulla allo Stato, ti è vietato lo stesso. Cosa unica, ripeto, io ho verificata in Europa, non c'era da nessuna parte. Va riscritta la legge in termini diversi, con le spese a carico dell'erario, che poi siamo sempre noi, cittadini veneti, non è che la paga lo Stato italiano, e poi va scritta e realizzata comunque attuando quella che io chiamo, e so di dire una cosa di una pesantezza straordinaria, la forzatura della legalità. Cioè vuol dire l'esercizio della democrazia invocando quella legalità che lo Stato sopprime o in qualche modo comprime. Facendo che cosa? Per esempio, e si sarebbe potuto fare anche con la legge precedente, e mi auguro che una nuova legge che verrà approvata la si possa fare, che se avviene che lo Stato, come è accaduto l'anno scorso, impugna la legge, ma non ne chiede la sospensione, tu, Regione Veneto, se ne hai la forza politica, ne hai il consenso, ne hai la capacità, vai comunque al voto. Perché realizzi di fatto, è un po' quello che ha fatto Artur Mas, bloccato poi a pochi giorni dal referendum, e ha fatto un referendum para-istituzionale, però l'ha fatto pronto anche a confrontarsi, adesso è indagato perché presunte violazioni. Però voglio dire, la democrazia bisogna anche esercitarla. Quindi voi trovereste una forma anche di compromesso, di accordo con la Regione Veneto, che invece ha ottenuto del suo forme maggiori possibilità, ecco, nel secondo quesito, no? Ecco, quella è un'altra cosa, invece riguarda la legge 15 che prevedeva 5 quesiti, 5 domande, di questi 5 quesiti ne è stato salvato uno solo, che è poi anche un po', se vogliamo, di poca rilevanza, perché dice che si può fare un referendum su una materia che già dal 2001 prevedeva che la Regione potesse esercitare certi ruoli di autonomia. E infatti la domanda è: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Ma non passa il quesito sul referendum dell'autonomia fiscale e passaggio a statuto speciale? Assolutamente no. Niente, bocciato anche lo statuto speciale. Sì. Morosini, avanti tutta, prima o poi diverremo indipendenti dal paese, arrivano diversi messaggi di incoraggiamento. Le persone che mi hanno seguito, che mi seguono, sanno che non sono uno che molla, perché per me è un valore ideale, poi è diventato un fatto di vita, cioè io mi sono veramente buttato anima e corpo e soprattutto col pensiero in questa soluzione che mi vede assieme a tanti altri e in collegamento poi con le realtà virtuose dell'intero mondo, dalla Scozia alla Catalogna, al Quebec, luoghi che io ho frequentato, di cui conosco i leader, mi sono confrontato, quindi abbiamo una relazione internazionale in questo senso, dei contatti internazionali che sostengono la nostra iniziativa. E Zaia con Indipendenza Noi Veneto come si pone rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale? Ma lui l'ha già detto che lui è contento praticamente che gli abbiano dato queste briciole di questo referendum che risponde al quesito appunto col quale si chiede siano attribuite ulteriori forme e competenze di autonomia. Badi bene che questo quesito dice vai a trattare col governo nelle materie che l'articolo 116 terzo comma e 117 terzo comma già prevedono, quindi non è che si chiedono chissà quali cose, le materie sono già individuate. È l'organizzazione del giudice della giustizia di pace, del giudice di pace, l'organizzazione del servizio, non ovviamente i codici, ci mancherebbe figurarsi l'organizzazione, e poi abbiamo le 3 lettere dell'articolo 117 che riguardano l'istruzione, l'ambiente e i beni culturali. Queste sono le materie, quindi organizzazione della giustizia e giudice di pace, istruzione, ambiente e beni culturali. Qualcosa, perché io dico che questo è un referendum fasullo che non vale neanche la pena spendere i soldi della consultazione, perché è già previsto dal 2001 con la riforma della Carta Costituzionale, il famoso titolo quinto, è quello che per certa parte della sinistra, io ricordo la Simonetta Rubinato, senatrice del PD, però persona attenta al Veneto, persona nei confronti della quale ho sempre manifestato grande stima, perché è una brava amministratrice, è una persona aperta al confronto, che diceva attuatelo sto 116 terzo comma e 117, e aveva ragione. In realtà noi sappiamo che c'erano state diverse proposte
ultima rimasta nel cassetto per tutta la legislatura, quella del professor Antonini sul federalismo fiscale, è rimasta là, era in parte... Ma forse non è possibile attuarla qui proprio, sembra No, che no, la no, consulta quella era... non... no, si figuri, il professor Antonini è uno del sistema, non è uno di dipendenza, è un professore del sistema che aveva lavorato proprio per l'attuazione in parte del 116 terzo comma e 117. In realtà questo referendum non serve a nulla, serve allo Stato. Così il governo potrà dire: vi abbiamo dato la possibilità di contrattare con noi ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ma in realtà è già scritto nella Costituzione. Praticamente la politica funzionale al proprio percorso, non guarda i cittadini, non cambia la vita del Veneto, anche se il Veneto dovesse avere maggiori forme e competenze di autonomia sull'organizzazione della giustizia di pace, sull'istruzione, sull'ambiente e i beni culturali. Questo è il punto, per cui è per tirare innanzi, è quella autonomia che io dico porta ad altri 5 anni di agonia del Veneto. Però la gente ha votato Zaia, che vuole questo tipo di autonomia, e si tenga l'agonia. Cosa vuole che le dica? Io rispetto l'opinione di tutti, ma la realtà la leggo per come si presenta, ed è così. Benissimo, allora noi interrompiamo sempre per la pubblicità e poi andiamo un po' a tirare le fila sempre in quest'ottica generale di collegamento con l'Europa. Grazie.